Una cesura sul pavimento ben visibile ci dichiara che la chiesa è stata allungata. Un ampliamento è sempre la manifestazione di una chiesa che cresce, che è frequentata, che ha una sua vita pastorale. Questo allungamento è stato reso possibile dalla creazione di un terrapieno fatto di materiale vario, ma all'interno del quale sono stati anche trovati parecchi frammenti dipinti. Sono la testimonianza del fatto che probabilmente la facciata era dipinta, è stata demolita e questi elementi sono stati utilizzati per formare il terrapieno. Vero tesoro di questa chiesa sono gli affreschi. Qui troviamo ben 3 strati sovrapposti, dalla fine del 200 alla metà del 400, ma poi altri interventi sono stati fatti nel 700 e anche nel 900. Ad un certo punto della storia gli affreschi sono stati ricoperti. Quale ne sia stata la ragione, la necessità, non lo sappiamo, cambiamento del gusto o forse le pestilenze. Fatto sta che per secoli poi questi affreschi non sono stati visibili. Bisogna aspettare il 1982, quando questi affreschi vengono pian piano scoperti. Da quel punto in poi la chiesa viene studiata, viene apprezzata e ancora adesso sono in atto dei lavori per renderla fruibile e soprattutto per renderla più conosciuta al grande pubblico. Nel 1982 si toglie l'altare che era collocato nell'abside e lo si porta nella chiesa di Formeniga. Vengono tolti gli intonaci ammalorati e si scoprono gli affreschi. Da quel momento il percorso di studio intorno a questa chiesa diventa sempre più importante. Si scopre, ad esempio, che la chiesa non è mai stata intonacata se non in corrispondenza delle immagini affrescate o dipinte o delle croci di consacrazione. Le murature interne sono faccia a vista e ogni pietra è stata stilata, cioè è stata contornata con uno stilo per creare un motivo geometrico. Nel corso del Novecento sono stati qui collocati i banchi per una maggiore comodità dei fedeli che partecipavano alle messe in questo luogo, ma in origine dobbiamo ricordare che questa chiesa era dotata probabilmente di una panca perimetrale, secondo un modello di chiese diffuso, testimoniato ancora in area friulana. Oggi questa chiesa è stata restaurata, vuole essere valorizzata, vuole diventare un elemento imprescindibile della bellezza di questo paesaggio, fatto di colline, di vigneti, ma anche di questi luoghi di culto molto antichi. San Giorgio è un santo antico. Era nato a Lod, l'attuale Lidda, vicino a Tel Aviv in Israele, e sulla sua tomba è stata costruita una delle più antiche basiliche, quindi una basilica costantiniana. Reliquie preziose del suo corpo sono presenti a Roma nella chiesa di San Giorgio al Velabro. San Giorgio, il cui nome significa agricoltore o forse ancor meglio apicoltore, è nato nel 289 ed è stato martirizzato nel 304, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, questo imperatore illirico che ricordiamo per le sue persecuzioni molto crudeli. San Giorgio è un santo militare e la sua narrazione è molto antica, risale al 496 e questo già è un'indicazione dell'importanza di questo santo. È un cosiddetto megalomartire, cioè un santo che è riconosciuto sia dalla Chiesa d'Occidente che da quella d'Oriente e anche ha una narrazione, una trattazione anche nel mondo islamico. A lui sono dedicate tantissime chiese anche in questo territorio. È un santo straordinario della tradizione cristiana. Straordinario perché sono incredibili le sue azioni in vita, le fasi del martirio e anche i miracoli dopo la morte. San Giorgio è simbolo di Cristo, che sconfigge il male e sconfigge la morte. Rappresenta anche in modo molto concreto il versetto 13 del Salmo 91 che dice: sconfiggerai leoni e draghi.
La vicenda narrativa più nota è quella di San Giorgio che libera la principessa. La narrazione dice che esisteva un lago infestato da un animale, da un drago, e la popolazione che abitava sulle sue rive donava a questo drago, per placarlo, 2 pecore ogni giorno. Scarseggiando le pecore hanno cominciato ad estrarre a sorte anche dei giovani da sacrificare, finché un giorno viene estratta la figlia del re. Ovviamente il re cerca in ogni modo di sottrarre la figlia a questo destino, ma poi, come esempio di giustizia, deve accettare che la figlia venga sacrificata. Ecco il miracolo. Arriva in quel momento San Giorgio che capisce la situazione e colpisce fortemente il drago. Chiede però alla popolazione di quel paese di convertirsi e dopo che tutto il popolo si è battezzato, solo allora San Giorgio uccide il drago. L'idea del cavaliere coraggioso che sconfigge il male è molto antica, ricorrente e fondante nelle civiltà del Mediterraneo e del Vicino Oriente. Noi abbiamo testimonianza di Horus che sconfigge Set in forma di coccodrillo, poi Salomone a cavallo sconfigge i demoni. Altra citazione molto antica è quella di Perseo che sconfigge il male rappresentato da Medusa e lo fa per salvare Andromaca. Anche in questa chiesa l'immagine di San Giorgio è presente attraverso questa scena narrativa. Ben 2 sono gli affreschi che la rappresentano, uno è databile all'ultimo quarto del 200, l'altro alla metà del 400. Entrambe le scene sono frammentarie. Riconosciamo il drago nella porzione più antica e il cavaliere che emerge dalla porzione più moderna. 2 scene sovrapposte in 2 epoche diverse ma con lo stesso soggetto, perché questa è la chiesa dedicata a San Giorgio, il cavaliere che sconfigge il male. Come spesso accade in questi contesti, sono gli affreschi più antichi quelli che destano maggiore meraviglia. Gli affreschi più antichi qui si datano al 1270-1280, quindi ben 750 anni fa. In quel momento un artista dipinge nell'abside, nell'arcone del presbiterio e anche nella parete sinistra dell'aula. Qui realizza un'immagine di San Giorgio, poi un'immagine di San Michele che pesa le anime e alcune figure di santi. A destra dell'arcone dell'abside questo artista dipinge un San Michele che pesa le anime, una psicostasia. Quindi abbiamo l'immagine, il volto di San Michele, la mano destra tiene una lunga lancia, mentre la sinistra tiene in mano la bilancia. All'interno dell'abside troviamo alcune figure. La prima che notiamo è l'immagine di una santa. Il volto è quasi scomparso, ma riconosciamo i tratti del suo abito. Innanzitutto ha uno scollo molto importante, stretto, ornato di pelliccia, e questo essere un collo stretto ci dice che quest'opera è stata realizzata prima della rivoluzione della moda di inizio 300, quando poi notiamo sempre gli scolli molto larghi che vanno quasi da spalla a spalla. Interessantissimo è l'abito, i suoi colori, ma soprattutto il fatto che è foderato di pelliccia di vaio, cioè il pelame dell'ermellino con le sue codine nere che dava un senso di assoluta eleganza a quest'opera e alla figura della santa. Un abito aperto, una guarnacca, quindi un abito che non permette di fare dei lavori manuali. Questo indica lo status sociale di questa santa. All'ingresso dell'arcone noi troviamo un'altra figura, anche questa è frammentaria, però notiamo la mano che stringe qualcosa che sta oscillando. Evidentemente questo è un santo che ha in mano un turibolo per incensare. Notiamo i colori della veste che sono bruni e rossi e con le bordure gialle. Questa veste molto preziosa e molto abbondante è foderata anch'essa di ermellino. Anche la calotta dell'abside in origine doveva essere decorata. Oggi tutta questa decorazione è andata perduta, però ci resta un piccolo e significativo frammento. Alla base abbiamo una sorta di arcobaleno, doveva essere l'elemento che incorniciava la figura di un Cristo in mandorla o forse di una Deesis di gusto bizantino che ahimè è andata completamente perduta. Un ultimo santo, appartenente a questa teoria di santi duecentesca, è presente all'estrema destra del tamburo.
Indossa una veste bruna e sopra un prezioso mantello blu. Il volto è frammentario, sono dei piccoli segni, però sono segni che sono molto espressivi. Gli occhi sono segnati con un solo puntino, però è un puntino che ci dà l'idea di una gioia, di una felicità. La cosa più interessante di questo frammento sono però i piedi, che indossano dei sandali che potremmo ancora trovare in vendita ai nostri giorni, e soprattutto i piedi sono messi in una posizione che ci indicano proprio l'incedere, il camminare, la voglia di andare in fretta ad annunciare la parola di Dio. L'ultimo frammento duecentesco riguarda proprio la figura di San Giorgio. Ahimè è molto frammentario, ma è importante averlo trovato perché ci attesta la dedicazione originaria di questa chiesa, che quindi nel 1200 si decide di fare un'immagine narrativa di San Giorgio che uccide il drago. Di fronte a questi palinsesti così complessi, con strati sovrapposti così numerosi, il dubbio di chi qui viene per un restauro è quello di sapere dove fermarsi, cosa salvare o cosa poter sacrificare. In questo caso è stata fatta la scelta di mantenere tutto, di non perdere niente, di conservare al massimo la lettura di ogni strato. Un'ultima annotazione tecnica: questi dipinti duecenteschi non sono degli affreschi, ma sono delle pitture fatte direttamente sullo scialbo di calce, su una superficie bianca che doveva essere in origine davvero fulgente. Le figure sono prive di ambientazioni, quindi si dovevano staccare proprio dal fondo bianco. Il pittore è molto capace, riesce con un solo segno di pennello a fare l'arcata sopraccigliare, segna con perfezione gli occhi, crea delle mani che stringono, che fanno oscillare, quindi sono molto espressive, e anche i piedi riescono a dare l'idea del camminare. Questo pittore non ha un nome, però ha uno stile riconoscibile. Riesce a dipingere con mano sicura e i suoi modelli di riferimento sono sicuramente tratti dalle miniature del periodo. Dall'arte di illustrare i libri lui trae l'essenziale, il modo molto diretto di dipingere, e questo è un elemento importante perché ci dice quanto nel 200 la pittura prendesse spunto dalla miniatura, da quella che ingiustamente per secoli abbiamo chiamato un'arte minore, ma davvero minore non è. La scoperta di siti come questo, di cicli di affreschi duecenteschi, non è così rara nel territorio. Nel 2014 è stato riportato a nuova vita l'oratorio dedicato a Sant'Urbano I Papa, un santo antico anche questo, morto nel 230, nel territorio di Godega di Sant'Urbano. Un piccolo oratorio dove lavora un artista itinerante, lo stesso artista itinerante che lavora anche qui a Manzana. Ora abbiamo assegnato le opere a questo maestro di Pianzano. Abbiamo un piccolo repertorio dei suoi interventi e speriamo che piano piano, con altri restauri, con altre scoperte, riusciremo a comporre anche un catalogo più corposo di questo artista o di altri artisti che nel 200 hanno lavorato in questo territorio. Il secondo strato degli affreschi presenti nell'abside di questa chiesa risale alla metà del 1300. 1345 è l'anno in cui la chiesa viene dotata di un beneficio ed è probabilmente intorno a questa data che si procede con una nuova decorazione. Ci resta una teoria degli apostoli. Gli apostoli sono raggruppati a due entro un riquadro dal fondo blu e giallo e sono la testimonianza del credo degli apostoli. Si riteneva che la professione di fede raccolta nella preghiera del credo fosse la summa delle 12 frasi pronunciate dagli apostoli. Probabilmente questo non è vero, ma la tradizione pittorica ha fatto sì che proprio nelle abside delle più antiche chiese noi troviamo i 12 apostoli. Queste figure si sovrappongono a quelle duecentesche e quindi si tratta di un intervento fatto a distanza di circa 60-70 anni. Come mai un nuovo ciclo che si sovrappone ad un intervento precedente e sostanzialmente recente? Perché nel frattempo è cambiato il gusto. Queste figure che noi vediamo, i volti che sono sopravvissuti, sono molto volumetrici, questi sono ad affresco e quindi abbiamo finiture con piccoli particolari, i capelli, la barba, che vengono resi per dare il volume, lo stesso che troviamo anche nei frammenti degli abiti che sono qui sopravvissuti.
Queste figure non solo mostrano un volume, ma vogliono esprimere anche dei sentimenti, dei pensieri. Ci sono le fronti corrucciate per dimostrarsi attenti, gli occhi ben sporgenti a dimostrare l'attenzione, oppure le labbra serrate per mostrare la concentrazione. È l'intera lezione di Giotto che è entrata preponderante anche in questi affreschi. Si cerca il volume, mediandolo dall'antico, ma si cerca anche la creazione di un pensiero, di sentimenti. Questo stesso anonimo pittore trecentesco dipinge anche un santo vescovo sulla parete sinistra. Lo vediamo riquadrato allo stesso modo delle figure degli apostoli nell'abside, quindi con un riquadro blu e giallo. La figura è stante, guarda diritto verso di noi, ha una bassa mitria, ma con delle bordure ben evidenti dove si notano anche delle perle. Con la mano sinistra tiene il libro e con la mano destra invece compone con le dita il monogramma di Cristo. Il volto ha un'espressione molto solida, molto ferma e anche le pieghe della casula mostrano una perfetta volumetria. Siamo quindi in un momento di passaggio. Un pittore pienamente giottesco nel fare i volti e nel panneggio, ma che al contempo mette in mano quei simboli ancora legati alla tradizione bizantina. Nel 1305 Giotto aveva concluso il suo intervento a Padova alla Cappella degli Scrovegni. Poco prima aveva realizzato un bellissimo crocifisso a Rimini e proprio da Rimini degli artisti avevano portato il suo linguaggio a Susegana. La Grande Guerra ci ha privato di quel ciclo pittorico, però da lì tanti artisti itineranti hanno portato le novità di Giotto anche in questi luoghi un po' remoti del nostro territorio. La rivoluzione di Giotto è stata potente e come tutte le rivoluzioni ha avuto una rapidissima diffusione. Alla metà del Quattrocento risalgono le porzioni di affresco più ampie che si trovano sulla parete sinistra dell'aula. Riconosciamo la scena narrativa di San Giorgio che uccide il drago e alla sinistra un unico riquadro che racchiude due santi. Osserviamo il cavallo di San Giorgio. È bianco, le zampe anteriori sono sollevate, i finimenti sono ben descritti, l'azione è molto precisa. C'è una grande cura nella resa anatomica dell'animale. San Giorgio è posto in sella ed è una sella particolare perché è una sella da combattimento. Indossa tutta l'armatura e quindi la protezione dei piedi, delle gambe, le ginocchiere, anche la gubitiera sul gomito che permette lo snodo tra le due parti del braccio. L'elmo è completato dall'aureola. Grande attenzione è posta anche nella parte ventrale, dove si riconoscono tutte le falde con cui è realizzata questa armatura. Interessante ovviamente anche il piccolo mantello con quella croce rossa su fondo bianco, è l'emblema di San Giorgio e lo troviamo presente in tanti stemmi delle nostre città e anche nella famosa bandiera inglese. La posizione del cavallo, la tensione della gamba, la posizione della lancia rendono chiaramente l'idea di un'azione potente, rapida, controllata. È un peccato che il drago e la principessa non siano giunti fino a noi. Grande cura è posta anche nella descrizione della città. Le mura sono rosa, gli edifici grigi e rosa, sono ricchi di particolari. Ci sono i conci degli archi, le finestre allineate sopra delle linee marcapiano e addirittura ci sono i cassettoni all'interno di una loggia. Le due figure dei santi sono prive delle teste, però la presenza degli attributi ci permette di riconoscerle. Abbiamo San Pietro che tiene le chiavi in mano e dall'altra parte San Giovanni Battista, riconoscibile per l'abito e anche per il cartiglio dove leggiamo ancora la scritta Ecce Agnus Dei. Il volume dei loro corpi, le mani, la posizione suggerisce un dialogo anche, tutto è molto concreto, tutto è perfettamente descritto. Interessante è anche il riquadro che li raccoglie. Si tratta di un decoro molto geometrico in colore ocra che richiama un po' le cornici lignee che venivano realizzate in questo periodo. Guardando all'interno di questa chiesa ne troviamo altre e questo ci permette di riconoscere tutti gli interventi della metà del Quattrocento.
Le stesse cornici le troviamo anche intorno all'arcone del presbiterio e qui troviamo la scena, suddivisa in due parti, dell'Annunciazione. A sinistra c'è l'angelo annunciante con la sua veste abbondante e le sue particolarissime ali verdi. Dall'altra parte troviamo la Madonna inginocchiata che prega e quindi la Madonna Annunciata. Molto interessante è guardare lo sfondo di questo riquadro, dove troviamo, come è tradizione, la camera di Maria. Qui, con pochi tratti, il pittore ci descrive il letto con la coperta rossa, il cuscino cilindrico, la struttura proprio del letto e anche una panca posta al fianco del letto con la sua chiusura. Questi interventi di metà 400 vengono ascritti a un pittore locale che si chiama Giovanni Antonio da Meschio. In tutte le sue opere ricorrono questi colori chiari, il rosa, il verde e questo gusto per la definizione linearistica, per la grafica nei suoi affreschi. È un artista presente nel territorio, lo ricordiamo soprattutto per gli interventi fatti nella chiesa di San Michele a Salsa e nel piccolo oratorio di Santa Maria Nova a Soligo. Siamo immersi tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un luogo che nel 2019 ha avuto il riconoscimento UNESCO. Le tre principali caratteristiche che hanno motivato il riconoscimento UNESCO sono innanzitutto la coltivazione di queste dorsali hogback con la vite, la seconda la creazione dei ciglioni inerbiti, la terza la creazione di un paesaggio a mosaico, cioè costituito da piccoli appezzamenti. Sono tre elementi che parlano di terra, che parlano di coltivazioni, ma parlano soprattutto della ferma volontà dei viticoltori di un tempo di lavorare su queste terre, di trasformarle. In queste colline noi troviamo molti segni del sacro, chiese, piccoli oratori. Sono elementi caratterizzanti del territorio e intorno a loro sono nate delle piccole comunità, dei piccoli paesi, dei borghi. Sono luoghi che sono sempre stati curati, sono sempre stati abbelliti. Tutto ciò parte più o meno intorno alla metà del 1200, quando cominciamo a trovare segni di decorazioni, affreschi. Proprio questo, la presenza degli affreschi, è un elemento caratterizzante, potrebbe essere considerato il quarto elemento distintivo che caratterizza il territorio. Perché qui è nata proprio una civiltà dell'affresco che partendo dal 1200 arriva fino ai giorni nostri. Addirittura c'è stato un grande momento di rilancio dopo la Prima Guerra Mondiale. Le distruzioni che quel conflitto ha portato su questo territorio hanno spinto la popolazione a riattivarsi, a dare nuova vita ai luoghi di culto e lo ha fatto proprio rivalorizzando la presenza degli affreschi. Quindi nelle chiese di questo territorio noi troviamo anche affreschi della seconda metà del Novecento. Gli affreschi duecenteschi di Manzana non sono un ciclo completo, non sono facilmente leggibili, però sono un tassello importante, ci raccontano quello che è successo qui 750 anni fa, ci raccontano di un intreccio tra la fede, l'economia, la storia di un territorio. Porzioni duecentesche di affreschi li troviamo nella pieve di San Pietro di Feletto, ma poi li troviamo anche nell'oratorio di Sant'Urbano, a Godega di Sant'Urbano, a Pianzano, li troviamo a Santa Bona di Vidor e poi li troviamo a Feltre nel santuario dei Santi e Vittore Corona e così anche in altri posti. Il cuore della presenza duecentesca del territorio è ovviamente l'abbazia di Follina. Ecco allora che in questo tessuto ritrovare gli affreschi anche a Manzana diventa un tassello importante per dimostrare la qualità artistica che c'era in questo territorio 750 anni fa, per capire gli intrecci di strade e anche intrecci di devozione. Qui vengono celebrati santi antichi, San Pietro, San Pancrazio, San Giorgio, Sant'Urbano, il XVII Papa.
Le tracce diventano più numerose risalendo lungo i secoli. Numerose sono le presenze trecentesche e ancora di più quelle quattrocentesche. Potremmo dire che non c'è paese che non conservi un ciclo o almeno delle tracce della pittura del XV secolo. Evidentemente, per leggere la storia dell'arte del Veneto si parte da Venezia. Però ci sono delle differenze. Qui troviamo gli affreschi, a Venezia non sono presenti. Le caratteristiche fisiche della città non hanno permesso lo sviluppo di questo linguaggio, di questa tecnica artistica. Ecco allora che visitare questo territorio diventa qualcosa di unico, qualcosa di diverso rispetto a quello che potremmo incontrare a Venezia. Questa civiltà dell'affresco diventa davvero un elemento caratterizzante del nostro territorio. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole
raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. Per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose.
Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del Grest qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al Grest? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua il Grest, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il Grest si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo Grest. Ronzino, come sta andando il Grest a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono. I bambini non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde. Gioia. Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppé di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza?
Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tanto è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità.
Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
libertate, fate gaudio nel creato. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Ma andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Bella fra, dai che si va, sotto l'ombra del sole tutti. Siamo qui con Don Claudio Soligon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti intanto, l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda. Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti, poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del Grest di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo Grest che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia. Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione. Poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore, che tipo di contributo può dare per la riuscita del Grest. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori. Si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo Grest. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il Grest, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del Grest, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa.
Norina, tanti anni di esperienza qui al Grest di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni Grest che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, culo, spia, bella. Perché ci sia un Grest ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica, Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro Grest? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del Grest è San Francesco d'Assisi. E come noi altri Grest hanno preso questa stessa iniziativa, è stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il Grest sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il Grest. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bel ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo Grest di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto vi porterò dietro 2-3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo Grest siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di Grest? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle cose fondamentali, ecco, però comunque anche l'amicizia che abbiamo tra di noi ci aiuta molto a programmare tutti quanti i giochi e a tenere i bambini anche. Mattia, quali sono i laboratori del Grest? Allora, per le elementari abbiamo laboratorio di lettura, l'album sensoriale di San Francesco, shopping bag, lanterna, portatovaglioli, ghirlanda fuori porta e acconciature. Mentre per i ragazzi delle medie abbiamo il laboratorio sportivo dove si fanno vari sport all'aperto, basket, pallavolo e calcio. Abbiamo il laboratorio di giochi da tavolo, braccialetti e infine pirografo. Come sta andando questo Grest, Mattia? Grest perfetto, a parte il sole che vabbè c'è sempre, ma quest'anno un po' più forte, i ragazzi tirano avanti, li vedo belli energetici, li vedo correre sempre in giro, a parte il caldo. Bella Fra, senti questa musica, come fa, è davvero unica, senti qua. Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Gioia, 8 anni. Gioia, sei al tuo primo Grest, ne hai fatti altri? No, questo è il mio terzo Grest. Ormai è il terzo Grest, quindi sei un'esperta, una veterana, ecco qui al Grest di Motta di Livenza. Che cosa ti piace di più del Grest? Mi piacciono le gite. E che gite avete fatto? Allora, la prima è stata il parco di Villanova Park, poi la seconda che siamo andati a Padova Land. Venerdì faremo la biciclettata. Hai trovato anche tanti amici? Ho trovato tanti amici, tipo la mia migliore amica Greta, Margherita, Mia. Secondo te, Gioia, gli animatori sono bravi? Sì, sono bravissimi. Ci accolgono, ci aiutano nei lavoretti, ci fanno giocare. Siamo qui con Filippo, Sebastiano, Sofia, Adele. Qual è il laboratorio più bello che hai fatto in queste settimane di Grest? Allora, di laboratori ce ne sono tanti, ma il mio preferito è stato la lanterna, quindi
era un sacco, era bellissimo, dovevi colorare con la carta cristallina, poi dovevi unire i bacchetti e dopo il risultato finale la appiccicavi sotto casa. Sebastiano, qual è il gioco che ti è piaciuto di più in queste settimane di Grest? Allora, il gioco che mi è piaciuto di più del Grest è stato Rigori, perché mi piace giocare a calcio, sono anche abbastanza forte e basta. Mi è piaciuto pure anche Tris, che è Tris umano. Sofia, ogni volta quando inizia il Grest siete in teatro per una scenetta e per delle canzoni e dei Buns. Ti è piaciuto questo momento? Ci racconti qualcosa? Sì, è stato bellissimo perché le scenette le fanno benissime con tanti personaggi e mettono anche le luci ed è bellissimo. Anche i balletti li fanno bene con la musica. Adele, qui al Grest hai trovato degli amici, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, ho trovato anche dei bambini che non conoscevo, ma anche tanti amici e ci siamo divertiti un mondo, soprattutto quando siamo andati in gita. Siamo qui in compagnia con Monsignor Marco Dalmagro, parroco della parrocchia di Motta di Livenza, ormai volto noto della Tenda TV, ritornato da poco qui in Italia, è diventato subito parroco di questa grande e bella parrocchia della nostra diocesi. Don Marco, il Grest sta animando la parrocchia e il paese in questi giorni. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante un Grest in una comunità parrocchiale? Sicuramente è importantissimo. A me, chi mi conosce sa bene che il Grest è sempre piaciuto, però sicuramente ha anche un valore molto importante dal punto di vista pastorale. Ecco, avere tanti bambini che sono qui in patronato, in questo bel luogo, e vivono un'esperienza bella, simpatica, allegra e anche di fede, è sicuramente una cosa buona. Dall'altra parte attorno a loro c'è tutto un movimento, gli animatori, alcuni educatori che formano questi animatori, le persone che aiutano in varie maniere con i laboratori e tante altre cose. Crea un senso di comunità molto bello e aiuta a crescere dentro una comunità. Qui si riuniscono anche le nostre 3 parrocchie, Motta di Livenza, Villanova e San Giovanni, e quindi si crea anche questa comunità bella e più grande che vive assieme e cresce assieme. Quindi penso che il valore del Grest si vede e si nota dall'entusiasmo, dalla bellezza di questo evento e di questa stare insieme, insomma. Siamo in chiusura di questa prima puntata di A Tutto Grest, questo racconto delle attività estive nelle nostre parrocchie. Siamo qui ancora con Don Claudio, che ora è appunto cappellano, vicario parrocchiale qui a Motta, ma in prospettiva diventerà responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. In chiusura, Don Claudio, anche di fronte a questo passaggio che sicuramente è impegnativo, ecco, come ti senti, come lo stai vivendo? Sicuramente è un impegno importante e anche un po' faticoso, però ecco, mi sento libero, tranquillo, sereno, anche consapevole del fatto che non sono solo e che c'è diversa gente, insomma, a supportare questo lavoro di pastorale giovanile, che non è solo una cosa mia, ma è di tutti, e quindi questo mi incoraggia a lavorare, a impegnarmi per il bene dei giovani e della diocesi, della nostra chiesa vittoriese. Si conclude qui questa prima puntata di A Tutto Grest. Ringraziamo Don Claudio e la parrocchia di Motta di Livenza. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Buona giornata a tutti. Un bel saluto agli spettatori della Tenda TV. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. 40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione. Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno e nelle emergenze gli alpini, e io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL-UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative.
Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto. A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica. In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza. Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo. È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo. Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione. CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.
Philcamps CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service. Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti. Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Philcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano. Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti. Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Philcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti. (1942) Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine Ottocento era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai: le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un 1° maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati, e dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGIL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi.
Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali. Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale. Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design. Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede Inca CGIL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare. Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione.
Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI CGIL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infalbene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati. Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta e CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro al livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale Ebinat per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro al livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore. Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro in seguito alla rivalutazione